Allora, buonasera a tutti quanti. Come state, Wagio? Spero tutto bene. Allora, Wagio, centenario. Iniziare. Aspetteremo i 100 anni nel Napoli, aspetteremo il 1° agosto della SSC Napoli, il 1° agosto 2026, per, per festeggiare il centenario insieme con tutti voi, ecco. Non so se l'ospite speciale di questa live è tra gli ospiti, non ancora. Aspetteremo, perché ci tengo molto alla sua presenza, sinceramente. E tra l'altro per fare sta live l'ho dovuta tipo ristartare 2 volte perché non mi andava, sinceramente, non mi andava la live, quindi l'ho dovuta rifare. Quindi voglio ditemi se si sente, non so se si sente. Allora, intanto abbiamo il primo commento, quello di Maria Grazia Celardo di Ciao Batman. Ciao Maria Grazia, come stai? Tutto bene, Mary? Tutto bene? Aspettiamo il nostro ospite che non so dove, che fine abbia fatto, sinceramente. Ti ho dato il link nuovo, però non so cosa abbia fatto. Che fine abbia fatto, sinceramente. Ora sponsorizzo anche la live. Ok, ecco Gennaro, stavo avendo dei dubbi. Eccolo qua, eccolo qua. Ciao Gennaro, come stai? Buonasera, tutto bene, tutto bene. Mi fa piacere Gennaro, come la vivi questa?
questo centenario, ecco, come lo stai vivendo questo periodo di centenario? La sto vivendo con tranquillità e diciamo c'è una forte emozione perché poi non capita sempre di vivere questi momenti, soprattutto per noi tifosi napoletani che viviamo di queste passioni per la squadra, per questa società soprattutto. E poi ovviamente perché questi 100 anni ricapitano una volta ogni tanto. Una volta ogni 100 anni bisogna Esatto. vivere tipo 300-400 anni per viverlo più volte. Intanto ti chiedono, Maria Grazia Celardo ti chiede come stai? Tu come stai, Jenna? Come? Aspetta, non ho Maria capito. Grazia Celardo ti chiede come stai. Bene, bene, bene. Sto. E non so se sei andato a vedere oppure andrai domani o stasera. La cosa che ha fatto il tifo organizzato, tu sei andato a vedere qualcosa stasera, poi mi ha detto che domani non ci andrai per quel No, fatto, per il passaggio, diciamo sì, per dove anche perché dormire. purtroppo per motivi tempistici non sono riuscito a prendere i biglietti su Ticket One. Che E, poi, se posso dire, Ticket One è tutto scemo perché io ci ho messo 10 minuti per trovarlo, nel senso ho dovuto aspettare che il Napoli mettesse la storia su Instagram per poi capire dove la faceva e quando andavo a cercare ehm, su Ticket One Napoli Centenario non lo trovavo, penso che sei stato come me nella stessa situazione, che hai aspettato la storia del Napoli. sì, 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 sì. Io l'ho saputo poi tramite il notiziario che c'era questa cosa della festa, che alle 15 usciva la prevendita e poi diciamo, l'ho fatto dopo, intorno alle 5, già quando sono entrato già c'era un sacco di persone in fila per prenotare insomma, questo ticket per accedere alla festa. Sì, ma infatti da quello che mi ha accennato, no? Qualche giorno fa, mi dicesti che e io sono completamente d'accordo, eh. Mi dicesti che dovevano esserci più biglietti gratis, 100 biglietti, Sì. sono pochi, almeno mi dicesti quanto, 200-300. No, no, aveva detto almeno un 500 biglietti minimo. Ah, ok, ok. Intanto qui sotto nei commenti, sempre Maria Grazia Celata ci chiede, ma da quanto tifi Napoli? Allora, io diciamo tifo Napoli da 2000, cioè da quando il Napoli salì in Serie A contro il Genoa, che poi mi sembra quella partita finì in pareggio. E se posso, qual è il tuo idolo calcistico napoletano? Vabbè, oltre a Diego Armando Maradona. Vabbè, quello là è proprio l'eccellenza assoluta. Sì, quindi l'ho levato da mezzo perché già sapevo cosa mi dicevi. E diciamo negli ultimi anni, negli ultimi 20 anni, ecco, da quando segui il Napoli, chi hai trovato non all'altezza, ma che potesse fare qualcosa di buono come ha fatto Maradona? No, vabbè, diciamo, no, all'altezza ci sono stati grandi calciatori all'altezza. Vabbè, sicuramente io ti parlo, in generale parlo più per l'attacco. A me, per esempio, il calciatore che mi è piaciuto in assoluto, che è proprio appassionato molto, e mi piace proprio assai come giocatore, è stato Cavani. Cavani, ho sentito bene. Ah, Sì, sì, Cavani. ci può stare, come cosa, come calciatore. Sinceramente, dopo Maradona, a me.
piaceva, anzi, Kvicia Kvaratskhelia per quello, ma anche Mertens, per quello che hanno dimostrato a Napoli, ecco, hanno dimostrato un sacco, ma ti posso parlare anche di un Insigne che se non sbaglio ha superato i 100 gol in carriera. McTominay non lo so ancora perché bisogna vedere in futuro, però anche lui lo metto nella top 10 migliori calciatori del Napoli. Intanto ti chiedono, ti dice Maria Grazia che ti ha fatto la domanda, tra l'altro una ragazza molto attiva, brava Maria Grazia. A me piaceva Calaiò, che è un giocatore buono, no? Ci ha fatto bene al Napoli. Poi tu ne Sì, hai sì, più Calaiò, esperienza sì. di me. Da quello che ti ricordi, cosa ha dimostrato? Calaiò, Sì, Calaiò. Calaiò, diciamo, come giocatore, sì, mi è piaciuto come attaccante. Certo, quelli erano i tempi, se non ricordo male, ci stava Mazzarri, giusto? Non vorrei Sì, sbagliare. era l'epoca di Mazzarri, da quello che so. Sì, era un buon attaccante. Certo è che comunque, diciamo, ci sono stati sia attaccanti buoni, sia attaccanti non di grande qualità. Eh, Sì, per esempio prendiamo, se ne è parlato molto di Lindstrom, ecco, che non è che ha fatto tanto bene. Allegri, che tu sei proprio un haters di Allegri, il migliore haters che ci sta al mondo ma di Allegri. Diciamo, questo allenatore gli piace, cioè lo fa trovare bene a Lindstrom, vuole puntare molto su Lindstrom, che però secondo me le squadre in cui un militare può far bene sono squadre di metà classifica, non top club tipo il Napoli o altre squadre, Milan e Inter. Che ne pensi tu di Lindstrom? Oh, non ti dico di Allegri perché già sappiamo tutti. no, vabbè, cosa- no, vabbè, di Allegri ormai già si sa, è cantata la cosa. sì, Allora, infatti. sì, sì, no, riguardo Lindstrom, guarda, sinceramente, quando ha giocato precedentemente nel Napoli, non è che ha fatto grandi differenze, non è che si è distinto per qualità diciamo, calcistiche, cioè, per me non mi ha convinto, cioè, mi è piaciuto proprio questo calciatore. Poi Ma però non ha... ma- no, dicevo, poi nel ritiro ha fatto vedere qualcosa che leggevo, insomma, che ha cercato di farsi notare nel ritiro con Allegri, però onestamente io non lo riconfermerei come calciatore. Sì, ma anche io. Si è parlato, come stai vedendo, stiamo un po' riassumendo la storia del Napoli. Si è parlato di un Noah Lang che ha rifiutato molte offerte, ok? Dalle dai club arabi, turchi, non lo so adesso, non mi ricordo, perché voleva riscaldarsi, come dice, come ha riportato oggi Neapolis, non so se hai visto il video, grande rispetto per Neapolis, anche se no, io fare questa parentesi, Neapolis parlo troppo assai nei video, cioè a volte fa una capatanna su delle cose, però vabbè, chi siamo noi per giudicare. Però ritornando a Napoli, Noah Lang vuole rimanere a Napoli. Tu che ne pensi delle offerte rifiutate da lui e da questo, diciamo? Allora, no, Lang, sinceramente, io lo valuterei un altro po', cioè nel senso valuterei meglio il giocatore, perché forse, come pure diceva diciamo, tempo fa Neapoli,
probabilmente pure Conte che non l'ha valorizzato a dovere. E, e quindi secondo me dare un'altra possibilità per vederlo poi con Allegri mezzo, anche se comunque questo poi ha una doppia faccia, perché poi se viene tenuto lui chiaramente ci sta questo giocatore che deve arrivare dai pagli. Sì, Eh, che deve per arrivare Zeballos, uno su quella fascia, uno in attacco deve essere venduto. Per me, parliamo di budget, soprattutto deve essere venduto Romelu Lukaku, o deve essere venduto lui, o sicuramente deve essere venduto De Bruyne, che sul groppone pesano molto. E ritorniamo un po' indietro. Terzo scudetto, tu cosa hai provato alla 33esima giornata contro l'Udinese? Che emozione hai provato? Hai pianto? Non lo so, io parlo della mia esperienza che ci sono stato a Udine, presi i biglietti, ehm, lì proprio su Gol di Osimhen, no, non ti dico la gioia. Pensa che ci stavano più tifosi del Napoli, questa cosa bella, che tifosi dell'Udinese quel giorno a Udine, cioè lo stadio pieno di tifosi del Napoli, sembrava il Maradona. comunque il Napoli tiene quel punto di ritiro estivo di mano. Sì, infatti tiene questa cosa molto bella. Gennaro, non ti sento più, non so. Mi senti? Sì, adesso sì. Ok, ora facciamo un piccolo salto in avanti. 10° posto. Cosa hai pensato dopo quella stagione più che fallimentare? Allora, indubbiamente quella è stata una stagione abbastanza... Aspetta, no, stavo a una persona che nel gruppo di WhatsApp che mi sta scrivendo continuamente in privato. Non lo so. Eh, Faccio il nomignolo, campioni d'Italia. No, no, no. Ah, No, capisci domini forse. sì. Ok. Io ho visto in diretta, questo in diretta con Batman, quindi vi rispondo dopo. Allora, non stavo dicendo, praticamente quel campionato lì l'ho vissuto in maniera molto fastidito, diciamo, perché niente, ma già dal primo momento che chiamarono a Rudy Garcia, sinceramente, già non mi convinceva come allenatore. Poi figuriamoci, quello che fu appena arrivato non aveva mai capito in quale contesto si trovava. Ma Eh, poi un allenatore che è stato esonerato dall'Arabia Saudita poi. sì, ma Quindi figuriamo. adesso pure la nazionale del Belgio lo esonerò. Sì, sì, infatti. E quindi ti lascio immaginare poi che campionato è stato fatto con quell'allenatore. Diciamo è stata una scelta sbagliata di De Laurentiis che poi ha portato a continui cambi di allenatore, anche se la situazione non è migliorata nel Sì, complesso della stagione. sì. Poi fortunatamente è arrivato dopo Conte, ha risollevato Gli veramente. animi, sì. Intanto io vorrei salutare un nuovo spettatore, Enrico Bruno, 814, ti saluto. Se vuoi salutarti a Gennaro, se vuoi fare qualche domanda a Gennaro, puoi fargliela. Puoi farla anche a me se vuoi. E, parliamo di Conte adesso, parliamo dell'era Conte, stagione 24-25 e 25-26. Facci un resoconto, facci quello che pensi di più di queste 2 stagioni. Ovviamente ti anticipo con il Napoli non ha mai avuto gioco, né da quando ha vinto lo scudetto, quarto scudetto, né nella stagione 25-26. Noi, adesso faccio parlare te, anzi, forse ti stavo per anticipare pure. No, allora, la stagione
nella prima stagione in cui ha allenato Conte, veramente quella è stata una stagione veramente importante perché comunque si vedeva la gara, la grinta che tenevano i calciatori, non tanto sul piano del gioco, perché sul piano del gioco, bene o male, non è che ha espresso un calcio proprio spettacolare. Mm, qualcosa si è intravisto, bene o male, però era più a livello mentale, la squadra che a livello di gioco. che a livello risultativo, cioè a livello di risultati. Sì, Che poi il Napoli, ok, per me come la vedo io, e se non sbaglio, vede anche Neapolis, perché mi ricordo qualche video che disse questa cosa qua. Il Napoli ha vinto lo scudetto perché l'ha perso l'Inter. Ha avuto un paio di bastonate in Coppa, Supercoppa Italia e sì, ha perso il campionato contro la Roma e il Parma, se non sbaglio, adesso non ricordo. sì, sì, Che no. ne pensi? Diciamo così, è stato anche per inefficienza, no, per inefficienza, diciamo pure appunto proprio l'Inter che non ha avuto la capacità di mantenere la, la concentrazione nelle partite fondamentali di quel campionato. Sì, concordo, concordo. Intanto rispondo ancora Enrico, tutto bene. E presumo che come stai sia diretto anche a te, Gennaro, te lo faccio ripetere per l'ennesima Sì, volta, come bene, stai? bene, bene, tutto a posto. Intanto, intanto, penso come me stai morendo dal sonno. Io non so se si vede dai miei occhi, però tengo gli occhi rossissimi dalla giù. Vabbè, 4 minuti e stacchiamo, un altro poco, il tempo di chiacchierare altri 2 minuti e stacchiamo. E, che pensi dell'addio, ok, delle varie persone che hanno fatto la storia del Napoli, ok? Ti faccio qualche esempio di Calaiò, ne stavamo parlando prima, di Insigne, di Mertens e di molti altri che hanno fatto la storia del Napoli. Tanto prima di farti parlare, saluto Edmundo Patuto, che è un mio vecchio amico. Vai, ti lascio la parola a te, Gennaro. Sì. No, allora, diciamo di questi calciatori che hai menzionato, forse quello là che più mi, mi è dispiaciuto dal punto di vista sia sentimentale, ma anche calcistico, perché teneva doti balistiche veramente incredibili. Secondo me, dal mio punto di vista, Dries Mertens è stato uno, diciamo, dell'ultimo periodo che mi ha impressionato di più, sia appunto come ho detto, a livello di gioco, delle qualità del tiro, e, e ovviamente anche per la passione che ha avuto nel riguardo della città di Napoli. Infatti lui quando ha occasione in estate comunque con la sua moglie viene spesso a Napoli, comunque si è Sì. integrato da vero napoletano, nonostante che lui sia del- Diciamo che è gente che ci tiene al Napoli, ci tiene rispetto ai giocatori di oggi. E Gennaro, ci stiamo avvicinando a mitico primo agosto. Mancano solo 2 minuti alla mezzanotte. E le ultime domande prima di arrivare a mezzanotte e ci saluteremo poi. Ehm, come hai vissuto, ok, l'arrivo di De Bruyne al Napoli? Oppure faccio meglio la domanda, da come hai vissuto il fatto che il Napoli si stava riscattando dopo il quarto scudetto, che potevano arrivare calciatori importanti o anche
meglio, possono arrivare calciatori importanti del calibro di De Bruyne, anche se De Bruyne ormai è vecchio. Cosa ne pensi tu del fatto che si possono acquistare o almeno prelevare questi grandi giocatori? No, allora, sicuramente il colpo di De Bruyne che è stato fatto l'anno scorso ha creato tante aspettative, che comunque viene da un top club come il Manchester City, e poi perché è stato uno dei centrocampisti migliori a livello mondiale. Sì. Poi diciamo molti tifosi Gennaro, ti chiaramente stoppo un attimo, ti stoppo un attimo. Le 00 e 00, primo agosto che ho io. ecco, auguri a tutti noi Ah, tifosi del Napoli. auguri a tutti noi tifosi del Napoli. Gennaro, ti faccio parlare, scusami se ti ho interrotto. No, no, figurati. Giustamente mo abbiamo raggiunto la data più importante, la celebrazione storica della città del campionato. Comunque, tornando al discorso di De Bruyne, io- De Bruyne, appunto dicevo, sono create aspettative, però purtroppo poi la stagione che ha fatto è andata in maniera differente, poi tra l'infortunio che lo ha bloccato, lo ha fermato per tanto tempo e quindi non abbiamo visto il calciatore esprimere il suo calcio a, diciamo, a Come- 360 Sì. Intanto, nonostante io qui abbia tutto chiuso, sto sentendo tutti i botti. Cosa. Io ti faccio l'ultima domanda e poi ti lascio alla tua pace a dormire perché si vede che sei stanco. E, gradi. eh, ti voglio fare questa domanda, anche se è risaputo il tuo parere, forse hai già capito, ma molti non lo sanno del mio canale. Cosa pensi di Massimiliano Allegri, il cortomuso di Allegri, il famoso cortomuso? No, allora, diciamo io sono sincero, a me Allegri per ora non mi convince come allenatore. I motivi, diciamo, sono tanti, perché poi sì, non è solo per il fatto che è stato un fallimento al Milan, ma pure perché già in precedenza, vedendolo nella Juventus, non nella, diciamo, prima Juventus, ma nella Juventus quella successiva, diciamo vinceva partite sempre per risultati abbastanza tirati, però come calcio a me in generale non piace, cioè, si può paragonare, possiamo pure paragonarlo a Conte, però sinceramente Conte io lo vedo Sì, magari quando si annuncia. le differenze tra Allegri e Conte è che la prima, Conte non fa le conferenze stampa, Allegri sì. Poi, diciamo che, eh, come si dice, Allegri fa parià con Ah beh, quella diciamo giacca ti di fa cultura parare, ti qua. fa proprio venire il sorriso rispetto a Conte, sinceramente, Gennaro. Vabbè, O sì, a no? livello emotivo, forse è più espressivo, Conte è un po' più di ghiaccio, un po' più freddo. Sì. E vai giù, ci vediamo domani che penso di fare una piccolissima live di tipo 10 minuti alla festa a scudetto che ci andrò. Genà, un bacione, ci sentiamo penso dopo domani nel gruppo. Ciao Genà, ci vediamo, vai giù. Ciao, ciao, basta. Ciao. Grazie. Ciao.